Giovedì 18 maggio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belunna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM e dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crevas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine. Incominciamo con la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Notizia messa in primo piano che riguarda il lavoro in provincia. L'occhialeria assume decine di giovani, il centro per l'impiego seleziona i candidati e le aziende li convocano. Ieri i primi 66, nessuno ha dato forfait. Nelle prossime settimane toccherà a Pieve di Cadore e a Feltre, sono occasioni preziose per creare contatti. Sono partite ieri le selezioni per assumere 170 persone da impiegare nelle occhiellerie provinciali e nelle agenzie di lavoro interinali, dalle quali spesso i grandi gruppi si servono. I 66 convocati al Centro per l'impiego di Belluno, primo di una serie di appuntamenti che coinvolgerà anche Pieve di Cadore e Feltre, si sono presentati puntuali. Sono 13 le aziende coinvolte e 8 le agenzie. Il nostro compito, spiega il responsabile del centro, è quello di selezionare il personale con i requisiti necessari al settore interessato. Ma se per l'occhielleria i candidati non mancano, il piatto piange in altri settori. Gira con il coltello, paura dei residenti, può fare di tutto. Frazione di Santa Giustina in balia di un uomo con problemi psichiatrici. Vicini in balia del rimpettaio violento, il sindaco scrive in procura, sembra non esserci via d'uscita per le persone che abitano in una frazione di Santa Giustina accanto a un uomo che ha problemi psichiatrici e che gira armato di coltello. Non sa quello che fa, spiegano i vicinanti, che anche lunedì sera hanno chiesto aiuto ai carabinieri. La persona in questione è seguita dai servizi sociali e anche dall'USL, ma alla sera, quando le strutture pubbliche sono chiuse, diventa una furia. Pieve di Cadore, la TV albanese chiama la sua sindaca. L'eco dell'elezione della sindaca con origini albanesi a Pieve non si ferma. Cindy Manusci è stata ospite del notiziario della rete abcnews.al in Albania. La foto di copertina ci porta da Oronzo di Cadore, contesa fra comune e il precedente gestore. La sentenza dopo 8 anni chiude la Malga Misurina. Il Consiglio di Stato accoglie il ricorso del precedente gestore di Malga, Rin Bianco, e azzera tutti gli atti del comune fino a 8 anni prima, rendendo così nullo anche il contratto dell'attuale gestore Quinz. Non potrò aprire. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, Longarone, la De Rigo resta a Ennio e alla moglie. A conclusione di un lungo percorso di negoziazione, l'assemblea dei soci della De Rigo Holding ha deliberato l'approvazione di un piano di acquisto di azioni proprie che vede Roberto e Giorgio De Rigo cedere alla De Rigo Holding le proprie azioni rappresentanti il 50% del capitale della società. Il cavalier Ennio De Rigo e la moglie Emiliana De Meio rimangono così azionisti unici della società e del gruppo. Belluno, cominciati i lavori per il lago del Nevegale, il bacino idrico del Colle potrebbe trasformarsi da sogno a realtà. Sono infatti iniziate le opere propedeutiche per la sua realizzazione. Non sono passati inosservati dei dipendenti di una ditta che stavano facendo rilievo in località La Grava, lo conferma l'assessore ai lavori pubblici e al Nevegal Franco Roccon. Proseguiranno ancora una settimana, tempo permettendo. Guarita la lupa investita da un'auto, torna nei boschi. Altro richiamo dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno. È tornata a casa e ha già percorso 100 km. Elsa, così è stata battezzata, la lupa investita il 4 febbraio scorso in via Meari, sulla provinciale Sinistra Piave. L'animale è guarito grazie alle cure del Centro di Recupero Animali Selvatici della provincia di Treviso. Il clima, il Piave in città ha controllato a vista, l'ARPAV in maggio piogge record. In 4 anni di monitoraggio il Piave, controllato a vista da un sistema tecnico installato nell'area del Ponte della Vittoria, non ha mai superato i livelli di allerta. Nel caso di acqua sopra i 2,50 metri parte un SMS che attiva la protezione civile. Intanto i dati ARPAV di maggio parlano di pioggia record e riserve idriche rimpinguate. Sempre dalla prima pagina del Gazzettino di Belluno, l'ex calciatore di Serie A Pulzetti tra i candidati alla panchina della Dolomiti. Atletica, Fausto Sovilla, il re dei salti, mai nessuno in alto come lui. E ancora Feltre, mostra dell'artigianato, pochi bar volontari al lavoro. All'evento che ci sarà che dal 22 giugno, attese migliaia di persone, ma si deve fare i conti con la cronica assenza di ristoranti in cittadella.
Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. In questo caso la notizia messa in primo piano è completamente differente da quella riportata dal Gazzettino di Belluno. Posti letto per i profughi, il bando è andato deserto. Il comune è in cerca di alloggi da prendere in affitto, paghiamo i prezzi di mercato, fatevi avanti. Faremo al palo il contratto tra la prefettura e la cooperativa Sviluppo e Lavoro. Feltre, polizia locale con l'autovelox, da giugno al via i controlli, in arrivo l'autovelox per la polizia locale di Feltre, da giugno i controlli sulla velocità. Ponte, i baby rapinatori vogliono studiare, siamo cambiati, lasciateci liberi. Davanti al giudice per il colpo da Ardivelle, le difese chiedono la messa alla prova dei due. Cortina, l'ex polveriera sarà iconica, ma il progetto viene secretato, primo incontro su parcheggio e collegamento, oltre 600 metri di tapis roulant. E la foto di copertina ci porta invece ad Auronzo, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Gara annullata, Malga Rimbianco chiude i ristoranti, il comune di Auronzo non molla, l'estate va salvata. Un riquadro invece riguarda le imprese bellunesi, non sono liquidati i nipoti, Ennio De Rigo e sua moglie unici soci della holding, richiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Sul Corriere invece si parla anche di Essilux, vola a Milleri 3,9 milioni in un anno. L'assemblea di Essilux approva i conti e i compensi per i vertici, via libera anche al dividendo di 3,23 euro. Ponte nelle Alpi, altra impresa, idropompe a stelle e strisce, investimenti sulla fabbrica. I fratelli Colazzuolo si ritirano dalla scena, azienda ceduta al gruppo americano Franklin Electric. E ancora dal Cadore, scarpe in strada e soccorsi in massa, un falso allarme. Scarpe sulla strada e la segnalazione di una persona scalza lungo la Lemagna hanno fatto mobilitare i soccorritori a Pieve di Cadore, ma alla fine non c'era nessun scomparso. Allarme rientrato dopo che si erano mobilitati i vigili del fuoco con i cinofili, i carabinieri e la polizia locale. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi, entriamoci al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. Siamo a pagina 2, ovviamente la notizia principale ci porta in questo caso in Emilia-Romagna, terra ferita, questo è il titolo. E per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube, vediamo questa impressionante immagine che ci fa vedere appunto l'alluvione che ha colpito duramente la regione Emilia-Romagna. Prima di notte tutte le vite in pericolo erano salve, tutti quelli che potevano fare qualcosa di buono e di utile erano al lavoro. Questi numeri di questa alluvione che ha colpito duramente l'Emilia-Romagna: 9 le vittime del disastro finora accertate tra Forlì, Bologna e Ravenna, 13.000 le persone sfollate dalle loro case, invase dall'acqua e dal fango. Ed ecco appunto i volti della tragedia: in alto un soccorritore impegnato nelle operazioni di salvataggio che hanno coinvolto anche l'esercito, in basso un uomo finito in un fosso con l'auto nel tentativo di salvare i suoi 2 cani. Vediamo appunto tante immagini che rappresentano il dramma dell'Emilia Romagna. La via Crucis di acqua e frane da Imola fino a Forlì, viaggio nei comuni isolati senza telefono ed elettricità, siamo intrappolati in casa, portateci sacchi di sabbia. E da questa cartina si possono vedere tutti i fiumi e i torrenti esondati che hanno coinvolto l'Emilia Romagna. Gli altri comuni più colpiti sono Bundrio, Molinella, Medicina, Castel San Pietro, Mordano, Conselice, Lugo, Massa Lombarda, Sant'Agata sul Santerno, Cotignola, Solarolo, Castel Bolognese, Riolo Terme, Bagnacavallo, Cesenatico, Gatteomare, Gambettola e Savignano sul Rubicone. Morire nel fango, Marinella trascinata dall'acqua per 20 km, Riccardo travolto dalla frana, sono 9 finora i morti accertati tra campi devastati dalla piena, case inagibili e ponti crollati, la rabbia degli agricoltori. È colpa dell'uomo. La corsa agli aiuti, Meloni, faremo il possibile per aiutare la popolazione, un pacchetto di misure a sostegno delle zone colpite. La situazione è pesantissima, sembra un altro terremoto, ma reagiremo. Questa è la dichiarazione di Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia Romagna. E a proposito di emergenza climatica, siamo a pagina 7, pericolo esondazioni in Veneto, allarme per i 130 siti di scarica, Legambiente, siamo pieni di aree abbandonate e non più gestite, rischio interazione con le falde.
Politica, a pagina 8, Bernini oggi incontra gli studenti, bisogna aumentare i posti letto, la ministra dell'università spiega l'azione del governo ma non convince né i giovani né l'opposizione. I 660 milioni devono servire a costruire un nuovo welfare studentesco assieme ad altre risorse nel bilancio ordinario, questa è la dichiarazione della ministra dell'università Anna Maria Bernini. Sempre dall'attualità, Harry e Meghan, paparazzi e bugie, i duchi accusano ci hanno inseguiti per tutta New York, potevamo schiantarci, ma la polizia li smentisce, nessun incidente, erano loro a muoversi come pazzi. Continuiamo con il Veneto, pagina 10, politica, Stefani mi candido a segretario regionale, solo i delegati al voto, è la storia della Lega. Il commissario, il congresso sarà luogo di confronto per le proteste trevigiane, le origini del partito si difendono con i fatti. Ancora dalla politica veneta, dissidenti e Novax, Rucco va a trattare, Berlato Pontiere per la pace a destra, possa mai toglieremo i seggi elettorali dalle scuole, continuano i contatti con i grillini per le possibili alleanze. Tutto questo per quanto riguarda il ballottaggio a Vicenza per l'elezione del nuovo primo cittadino. Il ritorno della vecchia maturità, studenti e professori spaccati sull'esame, gli allievi sbagliato ripristinare il sistema misto, siamo gli stessi ragazzi che hanno subito la DAD. Si parla anche di economia veneta, a pagina 14, lavoro, ad aprile altri 15.000 occupati, Veneto boom degli impieghi a tempo, da inizio anno crescita di quasi 44.000 addetti, il presidente della regione Zaia, più posti per le donne. Vediamo appunto l'aumento per quanto riguarda le singole province in Veneto, a livello regionale l'aumento è stato del più 4,7%, per quanto riguarda invece le singole province, Belluno ha registrato un più 1,3%, Treviso un più 3,9%, Vicenza invece un meno 7,3%, Verona un più 13,9%, Rovigo un meno 3,7%, Padova un meno 5,8%, un Venezia un più 10,5%. E adesso le notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 15, emergenza umanitaria, niente posti letto per i profughi, il bando comunale chiude senza offerte. L'amministrazione in cerca di alloggi da prendere in affitto, l'assessore paghiamo prezzi di mercato, fatevi avanti. Continuiamo con pagina 17, l'ipertensione colpisce 35.000 bellunesi, uomini sopra i 50 sovrappeso i più a rischio. Il cardiologo, alimentazione, moto e stile di vita fanno la differenza, il 16 luglio misurazione della pressione in montagna. E sempre a proposito di prevenzione, messaggi sul melanoma stampati sulle tovagliette dei rifugi dolomitici. E ancora l'iniziativa Ospedale Belluno e Feltre a caccia del bollino rosa. Gli ospedali di Belluno di Feltre si rimettono in gioco e riavviano il percorso di rinnovo dell'accreditamento bollini rosa anche per il biennio 2023 e 2025. Si impegnano cioè a diventare delle strutture a misura di donna. I dati del mese di metà mese, notizie che riguardano in questo caso il meteo in provincia di Belluno, la neve è tornata su valori normali, le portate dei laghi sono in crescita sul bacino del Piave, le precipitazioni a quota più 46%, l'assessore regionale Bottaccina rassicura sui cantieri del dopo vai. E vediamo in questo scatto una foto di primavera sulla Marmolada dove sono caduti 2 metri di neve. Ipermeabilizzazione, sosta in via San Biagio, si lavora alle guide, notizia che riguarda il capoluogo e rimaniamo nel capoluogo, lavori a Liti Segato, sarà Terna Costruzioni a realizzare l'intervento. Continuiamo con pagina 19, l'operazione Derigo Holding, varato il nuovo assetto, il presidente Ennio e la moglie unici soci, i nipoti Roberto e Giorgio cedono le quote della cassaforte che detiene le imprese dell'occhielleria e della refrigerazione. Da ieri Ennio Derigo e la moglie Emiliana De Meio sono gli azionisti unici del gruppo Derigo, i nipoti Roberto e Giorgio Derigo, figli del senatore Walter, scomparso il 1 gennaio del 2009, hanno venduto la loro quota del 50% alla stessa holding. Si tratta della cassaforte che detiene sia la parte dell'occhielleria Derigo Vision, 3.000 dipendenti in tutto il mondo, che quella della refrigerazione Derigo Refrigeration, 300 dipendenti nel bellunese. E sempre per quanto riguarda l'impresa nel territorio bellunese, la idropompe rilevata dalla statunitense Franklin, il sito sarà potenziato. In questo caso la notizia ci porta a Ponte nelle Alpi. Si parla di lavoro a pagina 20, recruiting occhielleria, buoni riscontri dalla prima giornata. L'iniziativa dei centri dell'impiego della Regione Veneto punta a coprire oltre 170 posizioni, si candidano in 112.
Appia, CNA Belluno, a giugno partono i corsi per l'aggiornamento della certificazione F-Gas e ancora è tutta una montatura il premio di Confindustria a 3 classi delle medie. Gli istituti comprensivi di Belluno e Feltre vincono il concorso organizzato per far scoprire il mondo del vision ai ragazzi. Passiamo a pagina 21, clown, bolle di sapone, giocolieri e asinelli, l'ultimo nato tra i circhi progetto di 3 famiglie. Il Newman sarà alla Rossa fino a domenica con una fattoria didattica. Sotto il tendone solo animali domestici, Spider-Man ospite di eccezione. Continuiamo con pagina 22, Feltre, in arrivo l'autovelox alla polizia locale dal mese di giugno, tornano i controlli, sarà posizionato a turno lungo le strade più trafficate, Foin, Villabruna, Cugliada e Anzù, sorvegliati speciali. E sempre da Feltre, altre 2 notizie, Totem Card, omaggio agli ospiti di Bed and Breakfast e degli hotel feltrini, Paglio e Fondaco, sabato caccia al tesoro tra le vie della cittadella. Continuiamo con le notizie che riguardano il Feltrino, siamo a pagina 23, sempre da Feltre, conoscenze digitali e profili social, laboratori gratuiti per giovani sotto i 25 anni. La Digital Week prevede 2 corsi da 15 ore ciascuno, dalla Palma, competenze e consapevolezza a Braccetto. Cesio Maggiore, piazzale di Pradenica, la pioniera del ciclismo, Feltre, centro storico, belvedere accessibile, salvo lavori in cantiere. E ancora da Feltre, ospedale Santa Maria del Prato, dichiarato amico dei bambini. Negli anni è stato creato un percorso per dare il massimo benessere alla donna e al nascituro. Continuiamo con il Feltrino, siamo ad Arsier, a Rivai un ritrovo e un negozio nell'ex Casa del Popolo. Con 245.000 euro il comune completerà la ristrutturazione interna dell'edificio. Vicino alla scuola materna si stanno ricavando parcheggi per i residenti. Notizia di spalle, all'anno di Piave, l'ultimo saluto a Costa sarà in forma privata per scelta dei familiari. Ultimo saluto in forma privata per Antonio Costa, così ha deciso la famiglia del 53enne di Alano di Piave, dopo aver incaricato un'impresa di onoranze funebri di Treviso. Non sarebbero previste epigrafi nelle bacheche e non sono stati contattati i parroci per i funerali. L'impresario non è autorizzato a dire dove i familiari si riuniranno per il commiato. Continuiamo a pagina 25, Mas celebra il Fiori Barp 60 anni più 2 di sport e impegno nella frazione sedicense. L'anniversario cadeva nel 2021 ma era stato rinviato per la pandemia, in programma iniziative commemorative e momenti ricreativi. La commemorazione limana rende onore ai combattenti del 1917 e al capitano Arduino. Ancora manifestazioni primavera in fiera, partiti gli eventi in centro a Sedico. Sospirolo, tariffa rifiuti aliquote giovedì in consiglio. Borgo Valbelluna, sabato porte aperte alla ceramica Dolomite. Passiamo a pagina 26, Ponte nelle Alpi, i baby rapinatori saremo cittadini modello. Dopo il colpo da Ardivel, oggi 2 minori chiedono al giudice la messa alla prova, si parte dal rendimento scolastico. Comportarsi da bravi cittadini, andare bene a scuola e magari fare volontariato, hanno ancora una speranza, insomma, è il giorno della prima udienza per i minorenni bellunesi accusati della rapina pluriaggravata al market Ardivel di Ponte nelle Alpi. Sono M. e Y, queste le sue iniziali, i 2 giovani di origine magrebina che la sera del 4 novembre sarebbero entrati nel negozio di Viale Dolomiti e avrebbero minacciato e colpito con un coltello da cucina il commerciante Franco Ardivel e con la replica di una pistola l'amico Giorgio Rova, andandosene con un centinaio di euro del fondo cassa sotto gli occhi delle telecamere dell'edicola accanto a delle concessionarie di auto di fronte. Consiglio no ambientalista al nuovo caseificio, ce ne sono già 3. E ancora l'annuncio, sposalizio del mare, anello a Longarone. Venezia celebra la festa della Sensa onorando il Vaionte. Il simbolo dell'Adriatico verrà consegnato al sindaco Padrin. Continuiamo con Falcade, pagina 27, acqua, asfalto o cavi interrati, il comune davanti al bivio, alla ricerca di un coordinamento dei progetti per evitare buchi sull'asfalto nuovo, Salvaterra, non si possono buttare 900.000 euro di rifacimento delle strade. Val di Zoldo passa al giro, spostati i bidoni dei rifiuti. E ancora addio all'ex sindaco Sante Ira, l'amministratore e uomo di cultura. Guidò l'amministrazione di Zoldo Alto dopo essere stato assessore, le esequie nella chiesa di San Nicolò, a cui dedicò una ricerca storica. Selva di Cadore, ritorna la Dorella da filare, la sfida che sa di tradizione. Passiamo a Cortina con pagina 28, obbligo di silenzio sull'ex polveriera, Sant'Andrea è certo progetto iconico. Affrontato il primo esame del piano per il collegamento, De Zanna e Cheiner presenti ma con vincolo di riservatezza. Il moving walkway con tappeto mobile sarà lungo 665 metri, in parte in galleria.
Notizie da Pieve di Cadore, scarpe sull'Alemagna e partono le ricerche ma nessuno si era perso. Scarpe sulla strada, qualcuno che avrebbe visto una persona scalza camminare sull'Alemagna, telefoni che squillano tra la centrale del SUEM 118 e la sala operativa dei Vigili del Fuoco. Ci vogliono giusto pochi minuti per organizzare le ricerche a Pieve di Cadore, ma alla fine non c'è nessun scomparso. Auronzo, gara annullata, chiusa Malga da Rin Bianco, il comune perde il ricorso del 2013, l'attuale gestore io non c'entro nulla ma il mio contratto non vale più niente, stop ai 2 ristoranti e all'enoteca, ora mi sento come un abusivo anche se ho in mano un atto in regola. Questa è la dichiarazione di Andreas Quinz, l'attuale esercente della Malga, che ha cessato ogni attività ricreativa. La Rese Filon resta ottimista, risolveremo il problema, Andreas non deve mollare, questa è la sua dichiarazione. Dalla rubrica Cultura e Società, Architettura 2023, Africa di terra e acqua nella Biennale delle Idee, che obbliga a riflettere. Svelata la mostra di Leslie Locco e Giardini e l'Arsenale, molti i progetti e un messaggio politico da un continente che vuole prendersi il suo spazio. Dalla rubrica Giorno e Notte, Sospirolo, maratona musicale live at Gron, sabato si balla a Pra della Meglia, tanti i gruppi che si alterneranno dalle 10 alle 24 negli spazi della Proloco, in programma anche mostre e il mercatino degli strumenti, dei CD e dei vinili. Domenica, dimore storiche italiane, visite guidate gratuite per scoprirne i segreti. E ancora passiamo allo sport, Lucia Arnoldo sogni e vittorie verso gli europei di Innsbruck, atletica e corsa in montagna. La Zoldana di Goima è fra i migliori talenti del panorama nazionale, vorrei che la mia passione diventasse un lavoro, mi piaceva molto anche lo sci nordico. Notizia di spalle, Claudio Augusta Altinate, puntiamo ai 300 iscritti tra sport, natura e storia, il trail di domenica 11 giugno. Continuiamo con il calcio con il calcio a 5 di Serie B, la canottiera è carica per centrare la finale, spero ci sia molta gente, i ragazzi lo meritano, l'appuntamento è sabato alle 17:30 e ancora sport invernali, Barp promosso in Nazionale A, sarà bellissimo sfidare i migliori. Basket, promozione femminile, Valbelluna cerca l'impresa contro la corazzata a Schio, arrampicata sulle pareti di San Tommaso si segnano i tricolori Speed. Ancora sport, bocce, Dal Ponte e Vettorelle sul podio ricordando l'amico De Vecchi. Corsa in montagna, la Velenosa è pronta nel weekend spettacolo a Bolzano Bellunese. Calcio di Serie D, Dolomiti, polisportivo in stallo, smentiti gli allenamenti a Rasai. Il dirigente Claudio Fanta fa il punto sull'impianto di Belluno ancora in deroga. I soldi non bastano ma il comune non vuole perdere il finanziamento. E a proposito di Giro d'Italia, una caduta e se ne va anche Tao, l'inglese della Ineos, terzo in classifica, finisce a terra ed è costretto al ritiro. A Tortora vince Ackermann ma Ciclone Milan per poco non lo beffa al fotofinish. Champions, il City domina il Reale e sfida l'Inter, Guardiola può chiudere il cerchio, KO dei campioni in carica, parliamo appunto del Real Madrid, Pep ci riproverà ad Istanbul. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo da molto nuvoloso a coperto, salvo qualche possibile schiarita all'inizio della giornata. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belun. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera alle 20, domani mattina all'1, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.